Rotatoria in costruzione c'è scritto, perché questa è Nostra Italia delle rotatorie, le vediamo nascere come funghi nelle nostre città. Qui ad esempio verranno abbattute queste vecchie case con ancora una dignità di lavoro venete, diciamo così. E qui dietro a Romano De Zerino una rotatoria da 1.200.000 euro, perché fare una rotatoria non è mai come fare semplicemente una riga sul compasso. Questa è una delle tante rotatorie che ogni anno vengono costruite in Italia. In questo caso si tratta di un'opera di cui si parlava da almeno 30 anni, che dovrebbe rendere fluido un incrocio di strade che nelle ore di punta porta via fino a 10 minuti tra gli automobilisti che ogni giorno si muovono nella fascia pedemontana. Peccato che opere del genere, apparentemente così semplici, in fondo delle grosse aiuole circondate da un cerchio d'asfalto, costino un occhio della testa, in questo caso 1.200.000 euro. Moltiplicatole per le rotonde che vedete sparse in Veneto e avrete un'idea del giro di costi e di affari che generano. Ma perché una rotonda costa 1.200.000 euro? 1.200.000 euro sono in parte occupati e quindi utilizzati per gli espropri, perché di fatto allargare il sedime di una strada comporta anche entrare nelle proprietà private spesso e volentieri, e in secondo luogo si tratta di lavori importanti. Una strada, quando vai a toccarla, comporta anche che ci siano dei sottoservizi da spostare, delle nuove canalizzazioni da fare, delle cabine dell'Enel da modificare, da spostare, quindi capite bene che 1.200.000 euro è un importo che, se visto in valore assoluto, sembra molto importante, se visto nel contesto diventa quasi una normalità, ma una normalità che cambierà la vita a molti. Fare una rotonda in Italia non è mai un gioco, bisogna spostare ad esempio un'intera cabina Enel, iniziare a scavare nei sottoservizi, evitare che un intero quartiere, un'intera zona rimanga senza luce. Nel frattempo, quello che fu l'hotel del municipio, con i fantasmi dei suoi clienti e qualche lontana decorazione, verrà abbattuto. Come pure questa casa, con ancora qualche lacerto di dignitoso passato, una mensola in pietra d'Istria e un balconcino di qualche pretesa. Inutile negare che, oltre a essere estremamente costose, benché di solito molto utili, le rotonde abbiano comunque un impatto nel territorio a volte positivo, a volte negativo, con il consumo di suolo o, come capita in questi casi, con l'abbattimento di interi palazzi, pezzi di vita ormai dismessa, ma comunque carica di storie e di ricordi. Eppure gli amministratori contano sul fatto che le rotonde, fosse anche solo per la forma, possono essere anche dei volani di sviluppo. Nostra Italia delle rotonde, quindi, ma come dicevamo, non basta un compasso.